Nuovo caso a Siculiana, se in Sicilia si arriva a 0 contagi, il governatore Musumeci è pronto a introdurre misure meno drastiche. La maturità sarà un colloquio orale in presenza, scoppiano i pro ed i contro. No ai commissari, la lettera di 35 sindaci della provincia di Agrigento. I bianco-azzurri puntano alla Serie D e salutano un nuovo ingresso rosa in società. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nuovo caso di contagio a Siculiana. Il sindaco Leonardo Lauricella conferma e spiega: si tratta di un uomo ricoverato all'ospedale di Agrigento il 20 aprile scorso per cause non riconducibili al coronavirus. Il governatore Nello Musumeci annuncia che se a maggio ci saranno 0 contagi, la Sicilia, che si era distinta per misure restrittive, potrebbe adottare invece misure prudenti ma più serene. Il nostro direttore Arturo Cantella. Salgono a 121 i casi di persone positive al Covid-19 nella nostra provincia. Ieri uno nuovo a Siculiana, il secondo in ordine di numero, quello che ha colpito la città degli Sposi. La persona positiva al test è stata ricoverata presso l'ospedale di Agrigento per cause non riconducibili al Covid e solo dopo una settimana ha manifestato febbre alta e altri sintomi, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino Leonardo Lauricella. Quindi un'alta percentuale che il contagio è avvenuto presso la struttura ospedaliera. Il paziente al momento è ricoverato a Palermo. I tamponi effettuati sono stati fino a ieri 3.828, i soggetti ricoverati in ospedale 11, 28 quelli posti in quarantena, mentre 69 i guariti, che aumentano di ben 3 unità, 13 deceduti, un aumento di 2 persone, 6 malati sono ricoverati a Caltanissetta, gli altri suddivisi tra i vari centri Covid di Marsala, Palermo e Partinico. In aumento in guariti nella nostra provincia: a Licata 7, 16 a Sciacca, 7 ad Agrigento, 3 a Canicattì, 7 a Menfi su 12 e 7 a Ribera su 8. Ma vediamo cosa succede in Sicilia. Continuano a effettuarsi i tamponi, quelli effettuati ieri sono stati 546, tra cui 30 i positivi e 16 contagi, in aumento quelli in isolamento domiciliare di 12 unità, salendo così a 1648, più 2 in terapia intensiva, per un totale di 35 unità. I guariti aumentano di 11 unità e aumentano di 3 invece i decessi. Dando uno sguardo alle province isolane, la prima è sempre Catania con 663, risultando però 11 casi in meno. Messina anche in netta diminuzione, passa da 403 a 376, meno 26 casi, mentre in aumento di 3 unità, portandosi a 300, mentre Enna in aumento di 3 unità, portandosi a 300 casi. Agrigento un caso in più, quello di Siculiana, come abbiamo già detto, e va a 67. Palermo scende di 33 unità e va a 344. Trapani in netto aumento con 18 casi in più, portandosi a 92. Siracusa fa un bel balzo avanti, andando a 46 unità contaminate, precedentemente registrati a 111. 65 contagi in più. Ragusa stabile a 54, Caltanissetta ferma a 116 unità, quindi complessivamente in Sicilia i guariti sono 731, mentre i decessi 231. Intanto il governatore Nello Musumeci esprime il suo compiacimento sul comportamento avuto dai suoi concittadini in questi momenti di grande difficoltà. Ora possiamo dirlo, siete stati bravi. Il popolo siciliano ha dimostrato una grande capacità di civismo, soprattutto a quanti, sparsi in Europa e anche in Italia, sono abituati a considerare noi siciliani con frasi fatte, con luoghi comuni e con giudizi assai superficiali e non sempre improntati a grande rispetto e apprezzamento. Siete stati bravi, perché i risultati che abbiamo ottenuto finora in questa tragica e drammatica vicenda della epidemia coronavirus danno ragione
alla vostra condotta, una condotta improntata a grande responsabilità. Avete sorpreso tutti. È chiaro che abbiamo dovuto adottare la linea del rigore, ma se io avessi firmato le ordinanze del rigore e poi voi aveste avuto un'altra condotta, non avremmo ottenuto nessun risultato. E invece se guardiamo ai numeri delle altre regioni, soprattutto delle regioni del nord, ci rendiamo conto di quanto sia stata utile questa linea e di quanto sia stato efficace il vostro spirito di sacrificio, la vostra rinuncia, che ha prodotto ansia, ha prodotto tormenti, ha prodotto inquietudini, perché non è facile stare tante settimane a casa con la paura di restare contagiati. Quindi diciamo che abbiamo fatto un bel gioco di squadra, ma i protagonisti, i veri protagonisti siete voi. Cosa cambia dal 4 maggio e chi sono i congiunti? Vediamo quali sono gli spostamenti consentiti e chi si potrà incontrare. Anche Papa Francesco richiama alla prudenza e all'obbedienza dopo il polverone alzato dalla CEI. C'è il servizio. Altro che fine del lockdown, le misure sul distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti restano confermate anche dopo il 4 maggio. In poche parole, per muoversi servirà ancora l'autocertificazione ed è verosimile che ne uscirà una nuova aggiornata. Gli spostamenti rimarranno consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute. Una delle poche novità importanti è che si potrà uscire di casa pur rimanendo all'interno della propria regione, anche per incontrare i congiunti. Significa che si può andare a trovare la suocera o gli zii, meglio ancora fratelli, sorelle e nipoti. Oltre che ai propri parenti si potrà far visita anche a fidanzati e fidanzate, purché si tratta di affetti stabili, perché una sentenza della Cassazione iscrive nel perimetro dei congiunti anche coloro che si trovano in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela. Altra novità importante riguarda i parchi pubblici che saranno riaperti. Tuttavia all'interno di giardini e ville comunali bisognerà rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e i sindaci potranno però disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile osservare il distanziamento sociale. Restano chiuse le aree attrezzate per i giochi dei bambini. Un'altra concessione riguarda le attività sportive e motorie che dal 4 maggio saranno consentite a livello individuale anche lontano dalla propria abitazione, ma con l'obbligo per chi fa jogging di mantenere la distanza di 2 metri. Alle persone che erano rimaste bloccate all'inizio della quarantena sarà inoltre permesso di rientrare al proprio domicilio o residenza. Dal nuovo decreto sparisce anche il divieto di spostamento in abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, a patto di non uscire dalla propria regione. Per quanto riguarda la levata di scudi della Conferenza Episcopale Italiana, che in una nota aveva scritto: non possiamo accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto, la fede deve potersi nutrire della vita sacramentale, Papa Francesco prega affinché Dio conceda la grazia di riuscire a rispettare le regole imposte. In questo tempo nel quale si incomincia avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. La maturità sarà ridotta solo al colloquio orale svolto dalla commissione interna e dal presidente esterno. Rimane da definire il giorno di insediamento della commissione, probabilmente lunedì 15 giugno, se i colloqui avranno inizio il 17, ma ci sono vari fronti di pensiero. Carmelo Lentini. Il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha confermato che l'esame di maturità si svolgerà in presenza, dichiarando testualmente: siamo convinti di poterli garantire in sicurezza. Il comitato tecnico e scientifico ci ha dato il via libera.
Apriti cielo. In queste ultime ore c'è stata un'alzata di scudi da parte di qualche centinaio di professori e medici di Palermo ed oltre, i quali hanno firmato ed inviato una lettera alla stessa ministra per dire no all'ipotesi del colloquio orale della maturità in classe al tempo di coronavirus. Su questo punto la scuola si è letteralmente spaccata, infatti c'è chi è d'accordo con la ministra Lucia Azzolina e chi no. Ma vediamo il parere dei diretti interessati. Ci sono ragioni di sicurezza sanitaria, ha dichiarato Chiara Insinga, professoressa del Garibaldi, che con Maria Cristina Maggio, pediatra dell'ospedale dei bambini, è promotrice della lettera, ma anche ragioni tecnico-organizzative che destano molte preoccupazioni, non soltanto nel mondo della scuola, ma anche tra i medici. Ci sono pareri contrastanti sul tema della sicurezza sanitaria, non ne possiamo avere la certezza che la situazione sia davvero sotto controllo. Ma non tutti sono d'accordo e replica prontamente. Se l'andamento della diffusione del virus lo consente, dice Vito Lo Scrudato, preside del liceo classico Umberto, gli esami in presenza scaglionano le presenze. Si possono fare. L'esame di Stato è una sorta di rito che a distanza perderebbe il suo valore. Già il percorso è stato mutilato dall'emergenza. Almeno con i dovuti accorgimenti si salvi almeno l'orale. In aula, aggiunge anche il preside Vito Pecoraro dell'Alberghiero Piazza, ci saranno al massimo 9 persone e con la distanza di sicurezza e dispositivi la cosa è fattibile. Gli esami poi saranno a fine giugno, c'è ancora tempo, saranno gli scienziati a decidere. C'è anche chi propone l'esame in presenza ma con degli accorgimenti. Didatticamente l'esame in presenza ha un valore diverso, dice infatti Giuseppe Polizzi, preside dello scientifico Einstein, ma ci sono delle criticità, quindi si potrebbe per esempio fare partecipare parte della commissione da remoto, soprattutto in modo da ridurre al minimo la presenza a scuola. Ma come stanno reagendo i diretti interessati? Gli studenti. Loro sono stremati da 2 mesi di isolamento e sono pronti a tutto. Ma c'è un'altra criticità che potrebbe compromettere il normale iter degli esami e sarebbe difficile sostituire in poco tempo i professori che sono di commissione. Come finirà? Un rebus che molto presto dovrà essere risolto. Diversi sindaci dell'Agrigentino scrivono al presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè sulla scadenza dei mandati dei primi cittadini durante l'emergenza Covid-19, contestando l'ipotesi di ricorrere al commissariamento. Lello Casesa. Il clima elettorale in Sicilia si è infuocato dopo la presentazione all'Assemblea regionale siciliana di un emendamento che chiede la nomina di commissari straordinari nei comuni interessati al voto, tra i quali Agrigento, Ribera Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Siculiana e Realmonte. L'emendamento Locurto non è affatto piaciuto ai sindaci che hanno firmato una lettera di fuoco indirizzata al presidente dell'Assemblea Miccichè ed hanno sollecitato l'intervento dell'ANCI Sicilia. Ed infatti il Consiglio dell'ANCI Sicilia ha chiesto che in conformità a quanto avviene a livello nazionale anche nella regione siciliana si proceda con lo spostamento al prossimo autunno delle elezioni amministrative. È necessario che i sindaci della Sicilia coinvolti al voto possano affrontare l'emergenza sanitaria che potrebbe esplodere con più forza a partire dal 4 maggio. Si tratta di seguire anche nell'isola un percorso lineare che non legittima alcuna forma di indebito commissariamento. È una scelta inopportuna rispetto al grave momento che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria, scrivono i sindaci della provincia, ad eccezione di quelli coinvolti al voto. L'emendamento Locurto è inammissibile, scrivono ancora, e si discosta dalla volontà del governo nazionale che ha prorogato le cariche fissando lo svolgimento del turno elettorale fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. Tale proroga consentirebbe agli amministratori dei comuni interessati di fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica. Se l'Assemblea regionale sarà favorevole all'approvazione dell'emendamento, dichiarano i sindaci agrigentini, chiediamo di conoscere chi ha votato a favore e chi no, e tutto in maniera palese.
Ci appelliamo al principio della trasparenza, certi che l'Assemblea adotterà una decisione alla luce del sole senza mortificare il ruolo dei sindaci, oggi più che mai in prima linea al servizio delle comunità locali. Sono al secondo anno di mandato, quindi non ero interessato direttamente da questa vicenda. Però mi lasci passare il termine, sono rimasto basito e sgomento da questa presa di posizione di qualche deputato regionale e specificatamente l'onorevole Locurto, che ha presentato questo emendamento. Non le nascondo che sono stato tra i primi sindaci ad attivarmi, sono stato uno dei primi a firmatare anche in sede di ANCI Sicilia. Io parlo anche come componente della direzione regionale dell'ANCI. Mi sono attivato da subito per far sì che questo scempio, perché veramente era un emendamento scempio, si fermasse e ci auguriamo che si fermi. Abbiamo stilato un documento molto articolato. Stamattina personalmente io, a nome dei colleghi dei 43 sindaci agrigentini, l'ho inoltrato al presidente Musumeci e al presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Cosa chiediamo? Chiediamo tre cose su tutte. Intanto che l'emendamento venga dichiarato inammissibile, perché è inammissibile. Io ricordo a me stesso che c'è oggi un provvedimento del governo nazionale che dice chiaramente che le elezioni amministrative sono state rinviate nella sessione autunnale, quindi dal 20 ottobre al 20 dicembre, in quest'arco di tempo, e che quindi sia ovvio, sia palese, sia naturale, sia anche, mi passi il termine, anche democratico, che siano i sindaci che oggi hanno vissuto questo momento storico particolare a traghettare i comuni verso le elezioni. Non ci stiamo con questi commissariamenti, diciamo, che invadono anche la sfera non solo politica, ma dico soprattutto democratica della vita politica, amministrativa dei comuni, e pertanto abbiamo richiesto con forza che questo emendamento venga in ogni caso dichiarato inammissibile come primo punto, e in subordine abbiamo chiesto al presidente Miccichè di far ritirare l'emendamento all'onorevole Locurto, e non per ultimo di eventualmente che questo emendamento venga votato in aula non con il segreto dell'urna, ma a chiare, diciamo con il voto palese, in modo da capire che eventualmente chi sono quei deputati che accondiscendenti a questo emendamento, che devo dire può essere sicuramente definito un emendamento che va contro e viola le regole democratiche e istituzionali degli enti locali. Dopo una lunghissima seduta della Commissione Bilancio andata avanti fino a tarda sera a botte di emendamenti, oggi l'ARS inizia a discutere la finanziaria d'emergenza che nel suo corpo prevede soprattutto misure a favore di famiglie e imprese in un periodo drammatico per l'economia causato dal coronavirus. Bilancio e finanziaria dovranno essere approvati entro giovedì prossimo, 30 aprile, quando scadrà l'esercizio provvisorio. Un percorso a tappe forzate. C'è il servizio. Si tratta di una finanziaria d'emergenza, con particolare attenzione alle famiglie e alle imprese, che la pandemia ha colpito particolarmente. Dalle prime battute si evince che i comuni saranno protagonisti, ma soprattutto gli stanziamenti a favore dei comparti più colpiti dalla pandemia. Andando nel particolare, la Commissione dell'ARS ha dato via libera a una proposta del PD che prevedeva l'utilizzo di 100 milioni stanziati dalla Regione attraverso i comuni per aiutare le famiglie in crisi dopo l'emergenza Covid, a pagare farmaci e beni alimentari anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Ampliata la platea delle famiglie che potranno accedere a un prestito agevolato da 15.000 euro, senza interessi. La possibilità sarà estesa anche alle famiglie con reddito fino a 40.000 euro e anche monocomponenti. Attenzionati pure gli studenti fuori sede con un fondo di 5 milioni di euro, sempre nel campo scolastico stanziati 120 milioni per sostenere le attività didattiche e formazione a distanza, il contrasto alla dispersione scolastica e il diritto allo studio universitario. Introdotta anche l'esenzione del bollo auto per il 2020 per veicoli inferiori a 1.400 di cilindrata, di proprietà di famiglie con un reddito inferiore a 15.000 euro l'anno. Su proposta del Governo, la Commissione Bilancio ha approvato lo stanziamento di 6 milioni di euro per lo sport, che si vanno ad aggiungere ai 2 milioni previsti in bilancio. Poi 30 milioni nel settore pesca, che
che precedentemente erano 10 milioni, con un incremento dovuto a un emendamento dei 5 Stelle. Si tratta di un fondo di solidarietà, mentre 50 milioni di euro sono previsti per l'agricoltura e 20 milioni per il settore florovivaistico. Garantita la riprogrammazione dei fondi europei POC, destinati ai comuni e previsti dai programmi Agenda Urbana e Aree Interne. Un impiego, ha sottolineato il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, che ci eravamo assunti con l'ordine dei commercialisti e coi sindaci. Questi alcuni aspetti che mettono in evidenza le misure straordinarie un momento particolare e mai verificatosi in precedenza, quindi anche le norme e le risorse di conseguenza sono d'emergenza, anche se qualcuno dice che non è abbastanza. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, prepara l'ordinanza per ripartire. Ovviamente è controtendenza, attacca il primo ministro Conte e si dice pronto anche a rischiare di decadere dalla carica di sindaco. Vediamo. E non aver avuto il coraggio di fare una scelta differenziata per quella che è la situazione epidemiologica sul territorio nazionale. A seguito del DPCM del 26 aprile 2020, con il quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha proposto le modalità di gestione della fase 2 dell'emergenza da Covid-19, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha espresso le proprie perplessità sulle misure adottate che entreranno in vigore a partire dal prossimo 4 maggio. Per De Luca, le precondizioni per ripartire devono prendere atto della diffusione epidemiologica su tutto il territorio nazionale. Qual è la decisione che abbiamo preso? Ed ecco perché noi ci sintonizziamo con il Presidente Conte e con il Presidente Musumeci. Gli mandiamo a dire, intanto a Conte, che noi non ci stiamo. Io non accetto questa DPCM che è stato pubblicato ieri sera e che entrerà in vigore dal 4 di maggio. Con questa anche rateizzazione delle nostre speranze al 4 di maggio, poi al 18 di maggio, poi all'1 di giugno, partendo da un ragionamento che è quello che lui ha fatto ieri come ragionamento complessivo, al di là del merito, è stato scolpito solo in parte nel DPCM che è stato firmato e pubblicato. Il 70% è concentrato su 4 regioni del nord. Alla luce di ciò occorrono norme restrittive del centro-nord, in particolare Lombardia e Piemonte, e più flessibili per le regioni del sud, in cui il contagio è sotto la media nazionale, stabilendo comunque il criterio di libertà vigilata. Per il primo cittadino peloritano bisogna dare mandato a ogni regione e comune di definire il dettaglio amministrativo di tali norme generali, stabilendo a monte i principi dispositivi, fermo restando che le macroaree sono definite. Prima di comunicarvi le mie decisioni, e poi vi dirò alla fine come le metteremo in atto, parto da quelle che sono le precondizioni per ripartire. Precondizioni che cosa significa? Prima di tutto prendere atto della diffusione epidemiologica sul territorio e quindi prendere atto che l'attuale situazione porta a circa il 70%, purtroppo e mi dispiace, degli aumenti comunque della diffusione del coronavirus concentrati su 3-4 regioni del nord. Sono dati purtroppo, non dipendono da noi e noi siamo solidali con i nostri fratelli di queste regioni. Però è un dato di fatto. Quindi significa che c'è una chiara distinzione territoriale della quale bisogna prenderne atto. Purtroppo questa guerra non è finita. Noi siamo esattamente invece nella clou di questa guerra, nel momento principale, dove se ci rilassiamo ci ammazzano. Io faccio un'ordinanza sotto il profilo dell'ordine pubblico, gliela mando al prefetto, gliela manda a tutti i sindaci e naturalmente l'ordinanza riguardante il profilo dell'ordine pubblico va condivisa col prefetto. Bene, aspetterò che il prefetto ci dica cosa intende fare e questa è la soluzione sulla quale noi lavoreremo subito, da domani, prima ovviamente che scoppi definitivamente la rivoluzione. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Si è riunita in videoconferenza l'associazione ABBA B&B di Agrigento, presieduta da Carmelo Cantone. La filiera turistica locale ha rappresentato al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, la gravissima crisi economica che affligge il settore del turismo. Arturo Cantella. Uno dei settori più in crisi è quello turistico alberghiero. A tale riguardo una forte presa di posizione è avvenuta da parte del presidente dell'associazione B&B di Agrigento, che raggruppa un folto numero di operatori del ramo. Per Cantone dell'ABBA bisogna dare gli aiuti direttamente alle strutture. È quanto espresso ieri nel corso di una riunione tenutasi in videoconferenza con tutta la filiera turistica nella città di Agrigento. Il dottore Cantone, nella sua qualità di presidente dell'associazione B&B, ha avuto modo di rappresentare al sindaco di Agrigento il tragico momento che stanno vivendo le strutture ricettive agrigentine. A nome di tutte le attività dotate di codice Ateco 5220, B&B, case vacanze, affittacamere, residence e attività attualmente chiuse, il presidente Cantone ha evidenziato la tragicità del momento e le preoccupazioni per il futuro. Per Cantone gli scenari sono ancora incerti e preoccupanti, sia dal punto di vista sanitario che socio-economico. La gente vive in un clima di paura e non si ha alcuna certezza che le offerte rivolte ai turisti possano sortire una risposta soddisfacente. In parole povere, afferma Cantone, oggi non sappiamo se e quanti turisti verranno nella nostra città, Agrigento. Pertanto invitiamo tutta la politica a cercare di porre in atto interventi mirati direttamente alle aziende e a non all'ipotetico turista. Chiediamo, continua Cantone, l'erogazione di un piccolo ristoro economico mensile a fondo perduto per ciascuna struttura in regola, utile a sostenere la sopravvivenza delle nostre attività, finalizzata principalmente a compensare almeno in parte il pagamento di utenze, canone di locazione, tasse locali e altri costi di gestione, che altrimenti, se non onorati, decreterebbero la fine delle stesse. Per Cantone sarebbe auspicabile che in via automatizzata sia prevista la sospensione e l'annullamento fino a marzo 2021 delle scadenze dei tributi locali e in particolare che si applichi una riduzione delle tariffe IMU e Tari, considerando lo stop del sistema turistico che avrà conseguenze locali e globali molto durature. La decurtazione della Tari per il periodo di chiusura delle attività è necessaria per oggettiva impossibilità a produrre rifiuti. Titolare di un B&B, una di quelle strutture in questo momento inattive per le note vicende, si spera in questa ripartenza, in questa ripresa, ma le difficoltà sono tantissime. Sì, il nostro comparto è veramente in difficoltà per moltissimi motivi. Il primo perché il turismo presuppone una programmazione, il turista prenota per tempo e quindi organizza le ferie in un determinato modo e quindi noi ci troveremo con la stagione estiva, quella che dà maggior reddito alle strutture, senza prenotazioni, quindi potremo solo fare affidamento sulle prenotazioni dei siciliani e degli italiani che vorranno spostarsi. Lo Stato ha previsto dei contributi, degli aiuti, ma a quanto pare non sono sufficienti o non sono comunque per tutti. Ci vuole spiegare perché, cosa succede? Allora, le strutture dell'extraalberghiero, i bed and breakfast, si dividono fra quelle gestite in maniera imprenditoriale, quindi con partita IVA, e quelle gestite senza partita IVA, che sono una buona fetta. Per loro non è previsto nulla e quindi sono veramente in difficoltà. Io ricevo parecchie telefonate dai colleghi che sono in questa situazione. Ma anche l'aiuto, non so, i prestiti che dovrebbero arrivare con la garanzia dello Stato vengono erogati solo a quelli che sono in una situazione perfetta, quindi che non hanno nessun sospeso, che non hanno nessun problema. E poi come pensare di risolvere un problema aggiungendo ulteriori debiti? C'è un'altra questione, perché riaprire, secondo delle indicazioni che verranno date dal governo nazionale, strutture sottoposte a dei vincoli, la sanificazione che dovrà essere fatta nelle stanze evidentemente, probabilmente anche periodicamente, ci sono anche delle spese che si aggiungono, quindi un'attività che riparte già con difficoltà economiche ma che dovrà fare fronte anche ad ulteriori spese per mettersi al passo.
Sì, la sanificazione delle stanze in questo periodo stiamo ricevendo dei preventivi e incideranno molto purtroppo sul prezzo, e questo favorirà le strutture abusive che sono sul mercato senza nessuna autorizzazione. Quindi siamo veramente pessimisti per quello che potrà arrivare, quindi aspettiamo veramente un aiuto concreto che non si limiti a un prestito o ad altre soluzioni. Un altro problema importante è quello delle OTA, che hanno delle agenzie online tipo Booking e Expedia. Sono delle agenzie che si sono arricchite con il turismo, soprattutto quello siciliano e di tutto il mondo, che non pagano tasse perché sono in Olanda, però hanno imposto la restituzione dei rimborsi praticamente ai clienti che avevano prenotato anche con prenotazioni non rimborsabili. Il corpo privo di vita di un uomo di 47 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri a Sciacca, in un alloggio dell'antico quartiere di San Michele. Sono stati gli agenti della polizia a intervenire su richiesta del prete della locale parrocchia, don Pasqualino Barone, che non riusciva ad avere notizie dell'uomo che lui stesso alcuni giorni prima aveva deciso di ospitare nei locali della Caritas. L'ispezione del medico legale non avrebbe rilevato segni di violenza. I poliziotti accanto al cadavere hanno trovato una siringa ed è dunque probabile che la morte sia stata causata da un'overdose. Sul posto, per i rilevamenti di rito, il magistrato di turno della locale procura. A Sant'Agata Militello, nel Messinese, una donna veniva picchiata e rinchiusa in casa perché non si piegava alle usanze religiose della famiglia, non intendeva indossare il velo islamico ed era colpevole di non voler sposare uno sconosciuto del suo paese d'origine. C'è il servizio. Gli agenti del commissariato di Sant'Agata Militello hanno eseguito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di 2 extracomunitari, madre e figlio, ritenuti responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia nella forma aggravata, lesioni e violenza privata in concorso ai danni di una familiare convivente. Le motivazioni alla base delle aggressioni nascerebbero da usanze culturali religiose cui la vittima non si sarebbe voluta uniformare. L'indagine è stata avviata a seguito di una richiesta di intervento ricevuta dal commissariato di Sant'Agata Militello nello scorso mese di novembre, con la quale si segnalava una violenza domestica ai danni di una donna giunta al pronto soccorso con numerosi lividi sul corpo. Alle domande poste dall'equipaggio della volante, i familiari della donna rispondevano che si era fatta male da sola e che il motivo del ricovero era analogo ad uno precedente accaduto mesi prima, anche quello dovuto esclusivamente a problemi personali della ragazza, come attestato da specifica documentazione medica. In realtà entrambi gli episodi erano dipesi, come dichiarato dalla parte offesa, dal fatto che i suoi parenti le rimproveravano di avere uno stile di vita troppo vicino a quello occidentale, di non voler indossare il velo islamico e di avere la gravissima colpa di non voler sposare un uomo sconosciuto del suo paese di origine. Le indagini svolte dal personale del commissariato sant'agatese, con acquisizioni documentali, escussioni di testi, pedinamenti e intercettazioni, hanno dimostrato che la resistenza della donna era diventata motivo di aggressioni verbali e fisiche. Ai suoi rifiuti seguivano le aggressioni dei familiari, destinatari adesso delle misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta del procuratore della Repubblica Angelo Cavallo e del sostituto Federica Urban. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno confermato infatti le ripetute aggressioni sia verbali che fisiche. Inoltre le veniva impedito di uscire da sola e le erano state sottratte le chiavi di casa, per cui in assenza dei familiari la vittima restava in casa con la porta chiusa a chiave. Tutto avrebbe avuto origine dai ripetuti rifiuti della persona offesa di sposare un estraneo e nell'ultimo episodio di novembre, alla sua reazione alterata, il fratello, oltre a tirarle i capelli, l'avrebbe colpita con una scopa e la madre le avrebbe legato le mani con delle corde. La ragazza, agli occhi dei parenti, era una disgrazia per l'intera famiglia perché non rispettava le usanze. Quello che ha determinato la richiesta dei provvedimenti cautelari da parte degli uomini del commissariato, oltre alle aggressioni, sono state le intenzioni dei familiari della vittima che avevano in programma di portarla nel paese di origine al fine di utilizzare dei metodi che l'avrebbero, a loro dire, guarita. Infatti emergeva dalle intercettazioni che la madre, convinta che la figlia fosse posseduta, con una scusa l'avrebbe portata nel paese d'origine dove un guaritore l'avrebbe sottoposta a degli esorcismi.
In un'altra conversazione captata, un parente della madre, dopo aver suggerito di far bere di nascosto degli intrugli alla figlia, aggiungeva di portare la giovane da un esorcista dai metodi particolarmente violenti che avrebbe risolto il tutto, come era successo ad un'altra ragazza che l'interlocutore conosceva. I due destinatari delle misure, madre e fratello della vittima, sono stati allontanati adesso dal domicilio con l'intimazione a non avvicinarsi alla vittima. Niente sperimentazione della tecnologia 5G, la velocità di rete di quinta generazione a Naro, lo ha stabilito il primo cittadino Maria Grazia Brandara con apposita determinazione che ne impedisce la sperimentazione su tutto il territorio. Il primo sindaco della provincia di Agrigento ad adottare tale scelta insieme ad altri 200 in Italia in seguito alla preoccupazione della popolazione per eventuali rischi legati alla salute pubblica, rischi che, è bene ricordarlo, ad oggi non hanno alcun fondamento scientifico. Sport, calcio, l'Acragas punta alla Serie D ed in società fa ingresso una donna. Carmelo Lentini. Prossimi movimenti decisionali della FIGC nazionale sulla sempre più probabile sospensione definitiva del campionato di Serie C della stagione sportiva 2019-2020. Se ne parlerà in occasione dell'assemblea delle società associate già convocata per il giorno 4 maggio e posticipata al giorno 7 maggio sempre del 2020. Sarà l'occasione per valutare come promuovere le 4 squadre di C in Serie B, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D. Di conseguenza anche per le società dilettantistiche si attendono delle novità importanti per programmare i prossimi tornei dalla Serie D a scendere. Per quanto riguarda il massimo torneo dilettantistico non dovrebbero esserci problemi in caso di interruzione dei relativi campionati. Alle 9 capolista va riconosciuto il titolo acquisito sul campo. In questo caso appare scontata la promozione in Lega Pro del Palermo, mentre in caso di play-off parteciperebbero le 4 squadre che si sono classificate a ridosso della compagine rosanero, cioè Savoia, Giuliano, Messina e Troina. Per quanto riguarda l'eccellenza siciliana, via libera per la D sia per il Dattilo che per il Paternò. Intanto la società dell'Agragas, tenuto conto delle improbabili riprese del campionato, pensa già a programmare la prossima stagione ed è al lavoro per definire tutti gli aspetti per presentare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie D, dove l'ipotesi di un girone tutto siciliano è molto affascinante e l'Acragas, essendo capoluogo di provincia, vorrebbe essere presente. Ma all'orizzonte si prospetta l'ingresso in società del main sponsor Nauka Viaggi, diretto dalla dottoressa Sonia Giordano, che andrebbe a ricoprire la carica di vicepresidente. Nel contempo l'avvocato ed attuale vicepresidente dell'Acragas Giancarlo Rosato, esperto del settore, si sta adoperando per dare una nuova forma giuridica alla società e creare una nuova SRL. L'agenzia Nauka Viaggi è di Legnano e la dottoressa Sonia Giordano è l'attuale amministratrice ed ha devoluto un sostanzioso contributo economico sotto forma di sponsorizzazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Amore mio, la senti sta chitarra? Suona pittiana melodia lontana, da sto silenzio chino di preghiera, arrivan tali sciati a notti fonna. Amore mio, c'è pure un mandolino, suona d'amore vero un grande sogno, braccia che lontani s'accarizzano, di mano che ci va.
nascisti ti vivevo, uscini richittoni vari giozza, cantammo sta canzone di speranza, affacciati Sicilia ogni balcona, d'arcobaleni scritti si colora, uscini di cozza scuda mia, t'aspetto tutta vita, tu aspetta mia. Amore mio, cantiamo sti parole, scritti di getto, cantati con lo cori, sanno da Livia arancia e fichirina, bandiera di stamata nostra lingua. Amore mio, socchiusi li potiari, speranza anzi mi va a cattare, le case sono diventati chiesi e c'è ciavolo ripane nei paesi, affacciati Sicilia, gemma di Dio, mare quando nascisti ti venivo, uscini di chittoni vari giozza, cantammo sta canzone di speranza, affacciati Sicilia ogni balcona, d'arcobaleni scritti si colora, uscini di cozza scuda mia, t'aspetto tutta vita, tu aspetta mia. A te che lavori tra la gente, a te che sei solo e sofferente, a te che con la mascherina sei più bella che mai, a te che non sei più tra di noi, perché nessuno è un numero da elencare, perché ogni uomo è una storia da raccontare, a te che con quelle manine colori il tuo disegno, a te che sei il vero tesoro sotto l'arcobaleno, perché questo è un nemico senza pietà, perché ti toglie l'aria e poi la dignità, a te che la sera ti senti più sola, a te che cerchi protezione sotto le lenzuola, a te che sogni strade piene di gente, a te che aspetti di abbracciarmi forte, a te io dedico questa canzone, perché anche se il tempo ci scivola tra le dita, io rimango qui ad aspettarti, io sono la vita. Di Sicilia